veramente un'immane tragedia per questa comunità, per la comunità di Vedelago, per la comunità di Barcon. Stava cercando di sollevare il basculante del garage, guasto da tempo, quando forse una perdita di equilibrio o una presa mancata hanno trasformato un gesto quotidiano in una tragedia. Il pesante portone è precipitato all'improvviso, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. In pochi istanti quel garage si è trasformato in una ghigliottina mortale. L'incidente è accaduto intorno alle 7:30 in via Pola a Barcon di Vedelago. A perdere la vita è stato Luca Trinca, di 55 anni, trovato ormai senza vita. Il portone, che da tempo presentava problemi, avrebbe dovuto essere riparato poche ore dopo da un tecnico. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il corpo e ha avvisato immediatamente i vicini. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUAM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per Trinca non c'era ormai più nulla da fare. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione avrebbero ripreso l'intera dinamica, confermando l'assenza di responsabilità di terzi. La procura di Treviso è stata informata dell'accaduto e valuterà l'apertura di un fascicolo per accertamenti di rito. Luca Trinca, idraulico nell'azienda di famiglia, viveva con la madre Lidia e la sorella Deborah. Il padre, Pier Giorgio, era scomparso 7 anni fa. L'uomo era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno nella vita comunitaria. Era una brava persona, ci sono rimasto molto male, l'ho sentito appena adesso. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, visibilmente colpito dalla tragedia. È una immane tragedia per tutta la comunità di Vedelago, perché credo che abbiamo perso un ragazzo di 55 anni, quindi credo che ci sia poco, anzi nulla da dire. Quindi sono anche molto scosso perché, come voi sapete, io abito qui, abito a 50 metri da qui, una persona che con la mia famiglia, le nostre famiglie sono legate da tempo, quindi è veramente difficile per tutti quanti noi, in modo particolare per me, affrontare questa cosa.